Buonasera, bentrovati a Corner. Come vedete avete già visto, anzi, il tavolo in anticipo per questa puntata della nostra trasmissione. C'è accanto a me Angelo Patanè. Buonasera Angelo. Buonasera ai telespettatori. Buonasera anche ad Alessandro Vagliasindi. Bentrovati. Grazie anche a Carlo Breve. Buonasera, che Angelo, viene a trovarci, e poi vado dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Giulia. Buonasera Angelo e ben ritrovati amici e amiche sportive. Io come ogni lunedì vi ricordo il numero per poter interagire con noi in studio, è 342 771 2855. Prima di passare nello studio verde chiedo alla regia di chiuderci il ritorno che arriva dalla regia, così non ascoltiamo. Ecco, perfetto, adesso siamo un po' più sereni. Già ci sentiamo una volta, pensa due. Ci dobbiamo risentire due volte. Volevo andare adesso nello studio verde dove ci sono i cugini. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buenos Aires a tutti. Noi ci sentiamo, ma non ci vediamo. Adesso continuiamo a non vedervi. È così. Finalmente. Siamo riusciti Alla Copperfield. Esatto. Grazie ragazzi, fra poco torneremo anche da voi, anzi saremo da voi, ma intanto, come sempre accade nella tradizione di Corner, abbiamo da vedere la copertina. È una copertina certamente amara, non è una copertina diciamo bella da rivedere, però copertina per il freddo. una copertina per il freddo. Va bene così, sentiamo e vediamo la copertina. Quella partita di andata che la Catania vinse contro la Juve Next Gen con il risultato di 3-1, sono in campo e c'è Quaini, Anastasio e l'Inglese, ma oggi è la partita di tutt'altra risma. Partita che deve subito far dimenticare la pesantissima sconfitta di Benevento, sconfitta inopinata e immeritata da parte del Catania. Vediamo che tipo di ripercussioni mentali ha avuto sulla squadra questa sconfitta. Tutto è pronto per cominciare questa gara contro una Juve Next Gen che in un girone addietro, Carlo, era candidata come una possibile sorpresa di questo campionato, e adesso invece una squadra che ha risolto comunque sostanzialmente buona parte dei problemi, quelli che erano nati durante la gestione Montero. Adesso quasi tutto è pronto, inizia proprio in questo istante la partita. Montero con appena 7 punti in 14 giornate di campionato, con quella classifica che diventava particolarmente deficitaria. Attenzione, il Catania in possesso di palla all'interno dell'area di rigore. Castellini la tira fuori. Ancora gioco vivo per la Juventus, il traversone, la parata incredibile, 2 parate su Afenayan. Fantastico, È stato fantastico Farroni. Fantastico. Sì, è buona, è proprio buona. E allora, quando siamo giunti al minuto 42esimo dall'inizio di questa partita, la Juve Next Gen è in vantaggio per 1-0. Mamma mia, e poi incredibile, palli davanti alla porta, riescono a salvarsi per l'imprecisione ancora una volta dei giocatori della Catania. Ma attenzione, perché la Juve Next Gen può farsi pericolosa adesso che prova ad attaccare sul versante offensivo di centrodestra. La girata è il gol della Juve Next Gen. C'è il gol della Catania che arriva adesso con la possibilità dei fischi dello stadio Massimino per di più di accompagnare il gol di Lunetta
che chiama alla carica, ma quando l'arbitro ha detto che la partita è finita e allora non c'è neanche il tempo di poter festeggiare il gol di Lunetta e poi la chiusura di questa partita, quale vi facciamo sentire il commento dei fischi dello stadio Massimino. Allora, fischi a fine partita dentro lo stadio, contestazione all'esterno dello stadio, ci sono stati poi Anche all'interno, dei contrasti, devo dire piuttosto veementi, ma non si è stato mai, comunque non si è persa mai la misura, grazie anche all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine con la Digos che ha calmato un po' gli animi. Sono usciti anche dei giocatori, c'era Sturaro, c'era Castellini, c'era anche Guglielmotti tra i giocatori che hanno avuto questo confronto con la tifoseria. Lo stesso Toscano ha detto che con una partita di questo genere, con un rendimento di questo genere, certamente la tifoseria, la gente, i tifosi ha in qualche modo, insomma, diritto di esprimere in maniera civile e in maniera chiaramente non violenta il dissenso, un dissenso rispetto a quello che doveva essere e che non è. Alessandro, io parlo alla fotografia della classifica, non so se possiamo vedere, chiedo alla regia anche di vedere la classifica, non i risultati perché il tabellone ancora non è completato, però se possiamo vedere la classifica. L'anomalia, Angelo, è rappresentata dal fatto che fino a un certo punto della stagione, e ora poi con Giulia lo andremo a vedere più nel dettaglio, questa squadra aveva espresso buon calcio, organizzazione, individualità e fino alla partita col Foggia, 10ª giornata, il Catania viaggiava alla media punti di 1,90 a partita ed era secondo in classifica. Oggi siamo alla 22ª giornata, quindi dall'11ª alla 22ª giornata c'è stata una inversione clamorosa di tendenza, siamo scesi da 1,90 di media punti a partita a 1,08. Ora, visto che ne stiamo parlando, magari andiamo nel dettaglio con Giulia perché ci offre diversi spunti di riflessione, secondo me. Sì, vediamolo. Andiamo a So vedere. dove va a parare. Sì. So Allora, vediamo perfettamente. Ha ragione. Catania, che fino alla 10ª giornata eravamo in seconda posizione con 19 punti, con una media punti di 1,90, con 5 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta, 14 gol fatti e 7 subiti. Dall'11ª alla 22ª giornata invece ci troviamo nella 9ª posizione con 13 punti, con una media punti di 1,08, con 3 partite vinte, 4 pareggi, 5 sconfitte, 20 gol fatti e 17 subiti. Chiaramente i punti, restiamo un attimo ancora sui dati per chiarire che chiaramente i punti il Catania in classifica ne ha 31 perché c'è la penalizzazione di un punto, ma sul campo sono 32. Prima di addentrarci sulle varie linee di pensiero su questi numeri che sono evidenti e inconfutabili, io una cosa evidenzio. Guardate nella prima parte, se ci soffermiamo sulla colonna diciamo più alta della schermata, concentriamoci su il dato intanto delle sconfitte, una sola sconfitta in 10 partite, ma soprattutto della distribuzione equilibrata tra gol fatti e subiti. 14 gol fatti che fruttano 19 punti, 7 gol subiti, evidentemente permeabilità, 7 gol subiti in 10 partite sono numeri importanti. Eravamo la seconda migliore difesa del campionato, Assolutamente prima sì. seconda migliore Assolutamente sì. per molto tempo. Guarda giù, in uno stesso lasso di tempo, più o meno una partita in più, sono diventate 5 le sconfitte in 12 partite e soprattutto la distribuzione dei gol fatti subiti è cambiata diametralmente perché la squadra ha segnato molto di più ma ha subito più del doppio delle reti della prima fase del campionato, quindi significa che oltre ad aver avuto questo calo evidente nella fase difensiva, le realizzazioni non sono state ben distribuite, cioè con 20 gol ci hai fatto 13 punti, con 14 gol ce ne hai fatti 19, quindi evidentemente si è perso quell'equilibrio di organizzazione, di copertura migliore delle zone del campo, di aiuti, cioè quella era una squadra, quella della prima fase,
dove veramente sembrava un blocco unico. Se vi ricordate, in tutte le zone del campo c'era sempre il raddoppio, c'era la riconquista palla veloce, mancava ancora fluidità nella fase offensiva, questo ce lo ricordiamo. Però secondo me quello era il caposaldo che, mantenendolo, avrebbe portato il Catania oggi in una posizione che sia completamente diversa: la fase difensiva, l'efficacia, il non subire gol e magari di farne uno e vincere la partita con i 3 punti. Per il momento io su questo ragionamento mi fermo qua, ma questi numeri destano altre considerazioni. Vorrei sentire cosa ne pensano. Vorrei sentire prima Carlo e Ma poi... io oggi parlo poco, poi mi dovrai dare un paio di minuti per Allora questa cosa mi preoccupa. dirti la mia. Sentiamo Carlo. Al di là delle considerazioni Il corrette. momento è un momento molto delicato, è il momento più delicato della stagione del Catania. Secondo me la svolta è stata la partita di Benevento. Se il Catania avesse vinto lì a Benevento staremmo oggi parlando di altro. Il Catania, abbiamo detto venerdì con Marco Carli, affrontava in questo momento l'avversario peggiore che potesse affrontare, perché la Juve in grande condizione, in grande spolvero, una squadra forte, una squadra di gamba, giovane, venivano spensierati. Il Catania veniva con questa grandissima nube piena di pioggia che ha portato la sconfitta di Benevento e ha portato delle ripercussioni a livello mentale pesantissime, e anche all'interno dello spogliatoio secondo me ci saranno state delle difficoltà per la gestione di quegli uomini che hanno cambiato in negativo la gara di Benevento. Sinceramente, ma è lo snodo di Benevento che sì, secondo me diventa topico? In assoluto sì. O in realtà Però perdonami, scusami, sì, no, in vai. questo ciclo di partite, quello diciamo della parte bassa della grafica, abbiamo visto che c'è una consistente quantità di sconfitte, Sì. 5 sconfitte in 12 partite, e Benevento è la penultima di queste sconfitte. Io penso invece, Carlo, che la squadra della prima fase, quella fino alla 10ª giornata, a Benevento vince 3-1 in quella stessa situazione, perché secondo me è cambiata proprio l'autostima della squadra, cioè quelle sconfitte in questa seconda parte della stagione hanno creato tensioni, paure, errori individuali che prima non vedevamo. Alessandro, Sì. il Catania aveva fatto 4 sconfitte prima di Benevento come il Benevento, Sì. le stesse sconfitte. Però ne aveva vinte di meno. Ne aveva vinte di meno perché il Catania lì davanti ha avuto grandissime problematiche, Certo. a parte Ancora Inglese irrisolte. e Stoppa. Ancora irrisolte. A parte Inglese e Stoppa, gli altri nulla. attaccanti, e purtroppo tante partite non si sono vinte perché gli attaccanti ti fanno vincere le partite. Però ecco l'altro spunto, e poi No, ma io no, ti perdonami, ascolto, perché ti ascolto, però se ce l'hai da con- una cosa Attenzione perché poi dobbiamo fare lo snodo di questa stagione è Benevento, Stasera dove il Catania ha Paganè- fatto una stasera grandissima Paganè ha in serbo partita qualche cosa. per 70 minuti con gli 11, però ti è hanno fatto una mancata prestazione eccellente. Sì, però ti è mancata la compattezza hanno ma prima nave a fondo. Ma prima i cambi funzionavano in quella prima Prima i striscia cambi della funzionavano. questo è il discorso. Allora, io l'unica cosa Sì, Alessandro. su cui un attimo vorrei porre l'attenzione è il fatto che si dice oggi che questa squadra nel suo insieme è una squadra composta da giocatori non adatti alla piazza di Catania, ok? Fatta salva qualche eccezione. E soprattutto che evidentemente questi giocatori, quando sono stati acquistati, Ma chi lo dice? Ale? no. pensieri Sì. in libertà, ne abbiamo letti Ah, e sì, sentiti, d'accordo. ok, che questa squadra nel suo insieme evidentemente non esprime un coefficiente di competitività idoneo per fare un campionato di vertice a Catania. Però le considerazioni le possiamo fare, cioè questi stessi giocatori hanno avuto delle curve di rendimento incredibili, cioè all'inizio sembravano delle ire di Dio, mi ricordo Guglielmotti, Gherardi. mi ricordo Gherardi, Lunetta, giocatori che veramente sprizzavano energia da tutte le parti. Lo stesso Di Gennaro all'inizio era un baluardo insuperabile, Ok, poi dammi anche la- lui. dammi la soluzione, No. cioè, La dammi soluzione l'idea. è che poi è una questione individuale, non si può accomunare il discorso per tutti e 23 giocatori della rosa, perché ci sono giocatori che invece
sono migliorati e sono ancora in una curva di rendimento più alto. Jimenez, Stoppa, Raimo, Inglese, sono giocatori che sono migliorati nel corso del campionato. E allora adesso la Quindi non è discussione... un discorso di insieme, cioè secondo me lì entra la componente individuale, cioè il carisma, il carattere, la personalità che ti consente di superare, quando ci sono le difficoltà, questi Alessandro, momenti. ci dobbiamo fermare, facciamo una sosta, riprenderei poi dai messaggi Però con posso Giulia. soltanto una parte. È giusto, no, fare pubblicità. è giusto sezionare le varie vicende, ma se cominciamo a guardare col microscopio ogni parte e non guardiamo È lunga però l'insieme, guardare col microscopio, diventa lo guardiamo complicato. insieme. Facciamo Allora pubblicità. dopo faremo un po' di agricoltura insieme. Magari, non sarebbe... lui è abituato. guarda lui che è non è molto- una battuta, non è ora una vedrai. battuta. Facciamo. Ci fermiamo, ci dobbiamo fermare, a fra pochissimo restate con Corner. Rieccoci insieme per Corner prima di andare da Giulio dobbiamo dire che da domani, da mercoledì, il Catania sarà in ritiro. Mercoledì pomeriggio la partenza, perché chiaramente bisogna organizzare il tutto, si andrà in Calabria, Vicino Cosenza. vicino a Cosenza. Questo per preparare la partita con Se si gioca. il Picerno. Se si gioca. Se si giocherà, questo non lo sappiamo. Arrivano Le previsioni meteo dicono indicazioni che ci saranno nevicate abbondante. molto negative Però, sulla nel possibilità frattempo, che insomma, si la Se società- si gioca è grasso che corre per il Catania in questo Ponti momento. d'oro in questo ovvio, momento. è al maltempo. Sentiamo allora Giulia con qualche messaggio. Il Stasera primo l'umore dei tifosi. E poi faremo agricoltura, poi faremo agricoltura, va E bene. il primo messaggio arriva proprio da Joy66 che fa una domanda per voi. Buonasera, abbiamo notizie che riguardano probabili acquisti? Sì. Ricordiamo che oltre al Dopo. fatto che c'è poca scelta di qualità disponibile, chiunque verrà alla corte del Catania gli servirà del tempo per inserirsi negli schemi di gioco attuale. Speriamo bene, sempre forza Catania. Parliamo diffusamente di mercato nella seconda parte della trasmissione. E allora vado avanti. E Sergio invece ancora rimpiange la Coppa Italia e scrive: visti i semifinalisti, se avesse giocato la Coppa Italia, oggi il Catania sarebbe a un passo dal poterla vincere e dal fare i playoff, come terzo in classifica. Complimenti per la strategia. Buonasera a tutti, serve fare pulizia in questa società, il loro silenzio è assordante. In 2 anni poche promesse mantenute, lo scrive Livio. Ascoltami, però volevo rispondere a quel Sì, telespettatore. certo. La strategia nasce da un momento importante del campionato che poi è il preludio di quello che stiamo vivendo in questo momento. In quel momento si è deciso di dare priorità all'idea di poter agganciare le posizioni di vertice della classifica del campionato in ragione anche della emergenza che c'era di C'era una mattanza di enormi infortuni che avevano centellinato l'energia della squadra. A quel punto si è deciso di dover operare una strategia giusta o sbagliata, ma che avrebbe condizionato verosimilmente il campionato, viste le assenze dei troppi infortuni, rispetto all'ipotesi Coppa Italia che a quel tempo Toscano decise di giocare con diciamo, la linea verde della squadra, cosa che secondo me, commettendo un errore, Se ricordo non ha- bene, la Coppa Italia era tra la partita di Crotone e quella col Messina in eravamo casa. davvero Se ricordo bene. con un'infermeria stracolma, cosa che Toscano non ha mutuato nelle ultime 3 giornate di campionato, perché poi, al netto del ragionamento che proverò a fare, probabilmente anche in questo caso andava messo in pratica quello che è il credo ormai dichiarato di Toscano: linea verde e tutti a casa o buona parte e nuovi acquisti. Tu Carlo da allenatore l'avresti fatta una dichiarazione del genere? Sono momenti in cui l'allenatore si sente magari tradito da qualche giocatore, si aspettava di più. Ma in questo momento di mercato Vogliamo è sentire funzionale questa le dichiarazione? parole di Sicuramente Toscano? è un momento delicato del campionato e in questa finestra di mercato Si può rischi fare. magari E se dovesse avere bisogno di questi giocatori ancora per altre partite, come li lui gestisci? conosce bene il polso della Ma situazione. vi siete accorti solo oggi di questa dichiarazione? Un attimo, Scusate, anche Fermate, domenica ma vogliamo scorsa, sentire, vogliamo sentire no, cosa ha detto perché ieri sera, sentiamo, ieri pomeriggio. sentiamo Toscano, poi torniamo parziale. da Giulia perché l'abbiamo lasciata così è un tale appesa. quale quella che ha fatto a Benevento. mica che è Sentiamo cambiata. Toscano. In questo momento siamo una squadra fragile, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale,
puoi reggere una partita, 2 partite, poi i limiti vengono fuori. Dobbiamo intervenire prima possibile, cambiare strategia e mettere dentro dei giocatori con fame che arano il campo, che sposano in pieno Catania e questa sfida impegnativa e difficile che abbiamo sposato all'inizio dell'anno. Questo secondo me è il momento. Ci sta dopo una sconfitta in casa del genere che la gente non sia contenta, ma non dobbiamo essere contenti neanche noi, ci deve bruciare dentro anche a noi. Allora, questo è quello che ha detto, è una parte. È una parte. È una parte di un'intervista che è durata quasi 10 minuti. Quindi... Ti mancano 2 spunti importanti, e cioè quando Toscano gli chiedo personalmente se alla campagna acquisti di quest'estate ha partecipato, ha detto pensiamo al futuro, non pensiamo più al passato, non ha detto né sì e né no, e quando gli abbiamo chiesto con Carlo di una linea verde, ed è proprio questo quello che io ho chiesto alla società. Ricordiamoci che ieri ci siamo confrontati con una squadra che ha una media di età, ovviamente la Juventus Next Gen di 22 anni, poco più di 22 anni, noi abbiamo invece poco più di 27 e mezzo. Però mettendoli sul piatto, queste società hanno anche questa squadra, hanno 2 valori diversi. Insomma, qualche sì, valore diverso c'è. Certo, c'è. è vero che la Juve Next Gen Adesso non voglio fare il difensore di nessuno, ha attenzione. tanti ragazzi, ma sono quasi tutti inseriti nelle nazionali under 19, Italia under 20, Italia under 21, con Sesiao gioca nella nazionale principale del proprio paese, Comenenzia, scusami, del proprio paese. Parliamo di giocatori come Fenayan, che è stato nazionale del suo paese. Ma questo è un ragionamento ancora una volta settoriale. Posso dare subito la risposta a Alessandro? La risposta, quale risposta? Quella grafica. Sulla grafica, sulla prima grafica. Vediamo la grafica allora. Quella è il crollo del Catania. Crollo del Catania, dai. Allora, quel crollo coincide con un'assenza che è diventata strutturale da quel momento in poi, l'assenza in campo di Faggiano, che è il direttore sportivo del Catania, che da quel momento in poi non riuscì più a seguire così costantemente con la quotidianità la squadra, perché fu coinvolto ovviamente in una situazione di salute che lo ha pregiudicato fino a questo momento. Però anche questo è un settore che stiamo analizzando in un'analisi dettagliata, un'analisi di dettagli. Se Gagliano mi darà la parola, io proverò fra un po' te la do. A partire proprio dal ragionamento di Toscano, di Toscano, perché Toscano dice ho bisogno di giocatori che arino il campo, e da lì mi è venuta... E c'è il trattato di agricoltura. Ma lo vogliamo fare ora o no? No, abbiamo 2 minuti e mezzo prima della prossima sosta, quindi io vorrei approfittare, vorrei andare dai cugini, perché con loro vorrei vedere i titoli, un paio di titoli quotidiani stranieri. Ce li abbiamo? Certo. Allora vediamo i quotidiani stranieri cosa scrivono, dai ragazzi. Andiamo subito in Spagna con Cumarca, che intitola 2 colonne, perché ne ha soltanto 2, se la regia può far vedere. Madre mia, che fitenzia! Un equipo lleno de paseadores, Che non è Ciccio. paseadores, pierde contro los niños de los ladrones. Ci sta. Invece c'è il tedesco Der Strausen che intitola Ancora Malagumpassen! Questa squadra mi fa cascare faccia in terren. più o meno. Tra giocatori buoni, actun maluturen. Vabbè, eccetera, Il tedesco maccheronico. Ce n'è un altro di quotidiano straniero? No, Straniero no, però se possiamo vogliamo andare a Piglia Focus. Esatto. Sì. Piglia Focus ha questo bel titolo. Così diciamo oggi, così che fa? Invisibilità e illusionismo. La società, come una novella versione di Copperfield, riesce magicamente a diventare sempre più invisibile, fino a scomparire nel momento del bisogno. Un'abilità strabiliante che lascia come sempre un senso di vuoto. Bravissimi, questo è l'illusionismo che abbiamo. Grazie ragazzi, ci fermiamo qui per adesso, torniamo da voi fra non molto. Vado da Giulia, 2 messaggi ancora, dopodiché
ci fermiamo e poi riprendiamo il trattato. innaffiare. Un po' di agricoltura, non so se ricordate. Esatto, come no. Qualche cosa di questo genere. Ecco. Ok, vado. Vincenzo da Mascalucia, buonasera. Sto leggendo che molti danno la colpa all'allenatore, mentre io penso che Upisci fai di la testa, come dicono a Udine, si dice anche qui così. Poi andiamo avanti. Buonasera, tutti a casa, dirigenti, vicepresidente, allenatore, staff tecnico, giocatori e anche raccattapagli, addirittura. E ancora, perché non provare a giocare con il 4-3-3 visto che la qualità del gioco manca? Il 3-5-2 è un dogma irrinunciabile? Si chiedono. Il sistema di gioco che ha sempre utilizzato Toscano, ma non solo a Catania, ovunque, quindi è chiaro che lui lavora su questo. Nelle ultime gare non ha fatto il 3-5-2, da tante partite gioca in maniera diversa. Certo. Poi c'è chi si chiede, Dario della Curva Nord, buonasera, dichiarazioni di Toscano, per quanto esatte, possono far scattare nella mente dei giocatori una reazione inversa come una sorta di boomerang? Sì, l'abbiamo detto prima. Esattamente. Sì. Credo che non sarà un ritiro a cambiare la situazione. Toscano è stato chiaro, a quanto ho capito questa squadra è piatta, da Lucio 46. Ma prima non lo era, Prima sono gli Esattamente. stessi. Quindi ci sarà un motivo. Vabbè, adesso ci fermiamo Sì, qui. mi fermo qui. Breve sosta, poi riprendiamo e cominciamo a trattare un po' di No, ma agricoltura. tanto la mia è soltanto una considerazione a largo raggio, non è nulla di straordinario. È insomma dettato di onestà intellettuale che penso che la gente a casa meriti. Fra poco ci arriviamo, ci fermiamo. Allora, Patanè, da cosa partiamo? No, non partiamo soltanto da un ragionamento ad ampio raggio per cercare di far comprendere, per come è la mia percezione personale, il momento del Catania. 40 anni mi sono serviti per avere visto tante criticità. Quella di questa stagione ha un'anomalia che la rende assolutamente particolare, che mutuando le parole di Toscano reputo di poter definire la teoria del piccolo orto, no? E per fare questo ho fatto una mappa concettuale nella mia testa, perché da solo il ritiro reputo che non colmi le lacune e le emergenze che si sono verificate via via in questa stagione e ormai tanti indizi danno la prova. La teoria del piccolo orto è quella secondo la quale, a differenza di un'azienda sana, dove ciascuno deve mettere il benessere del dipendente quale priorità assoluta per ottenere il migliore risultato alla fine del percorso aziendale, cioè ognuno deve fare il massimo, stare il meglio possibile e produrre tutti quanti per il terreno comune. La sensazione che ho è invece che qua si misuri tutto nel contesto, nel recinto del piccolo orto, partendo dalla presidenza di questa società, che io reputo la migliore che il Catania ha potuto ottenere dopo il fallimento. Cioè non c'è altro, al di là delle parole, delle chiacchiere o dei ragionamenti. Pelligra è stato l'unico che finora ha messo 15 milioni di euro. Oddio, c'erano altri progetti. C'erano altri progetti, ma si è impegnato e lo sta mantenendo. Pelligra cosa dice? Pelligra a un certo punto di questa stagione, ad agosto, dice: beh ragazzi, io ho dato un budget, restringo il budget perché di tutta evidenza la circostanza che se continuiamo a fare contratti in avanti non facciamo altro che appesantire il bilancio di questa società. Ci siamo, o molti si sono scandalizzati per aver visto un bilancio della società con un passivo significativo e con comunque pagamenti che Pelligra ha finora effettuato. L'orto di Pelligra è un orto finora intoccabile, cioè io mi sono impegnato, sto pagando, cosa volete di più? Vivo a 15.000 km di distanza, la mia vita è un'altra, ho delegato un vicepresidente, del quale quasi sicuramente, visti i risultati, se Pelligra potesse parlare forse non sarebbe felicissimo di quello che finora è accaduto, seppur dando dimostrazione di fiducia nei confronti di Grella e del team, chiamiamolo così, siciliano. Grella cosa potrebbe dire? Ho sbagliato la scorsa stagione, ma il mio piccolo orto è perfettamente integro, perché quest'anno cosa ho fatto? A differenza dell'anno scorso, ho messo in campo le migliori individualità che potevo mettere in campo. Mi sono tirato fuori dal mercato, ho messo in campo il migliore direttore sportivo che insomma, il mercato mi poteva attribuire e il miglior allenatore, il più vincente degli ultimi anni,
cosa volete da me? In realtà ho fatto il possibile. Mi chiedo cosa direbbe Grella, che noi ovviamente invitiamo insieme alla presidenza del Catania, alla domanda se avesse preso Faggiano, se avesse saputo per esempio che probabilmente Faggiano per ragioni che probabilmente conosceva in partenza non avesse garantito la presenza costante per tutto il campionato, per ragioni che probabilmente lo avrebbero distaccato. E se avesse ripreso Toscano, se avesse saputo che a un certo punto l'allenatore del Catania, tirando i remi in barca, avrebbe detto beh, tutto è stato sbagliato, adesso io ho tutelato la società, però adesso deve cambiare tutto nel momento di maggiore criticità di questo campionato. L'orto di Grella è un orto integro, limitatamente a quelle che sono le condizioni che lui ha messo come base per un rapporto societario. E andiamo a vedere l'orto di Faggiano, oggi condiviso con Pastore. Non pensiamo che sia lo stesso orto. L'orto di Faggiano è l'orto di Faggiano. L'orto di Pastore non è la continuazione di quello di Faggiano. Pastore non è la longa manus di un Faggiano al quale facciamo gli auguri di una pronta ripresa, ma è un orto ormai coltivato, seppur gestito temporaneamente, da una persona che nulla ha a che vedere con quello che è l'orientamento di Faggiano. Cosa potrebbe dire Faggiano? Col budget che ho avuto ho messo a disposizione tutto quello che era nelle mie possibilità. Il tecnico. Pensavo avessi finito. Ancora ci sono due orti, C'è l'orto del tecnico, che, scusami Angelo, ma c'è l'orto del tecnico che è quello più rilevante. Capisco il De Agricoltura a questo punto. Però qua Marco Porcio Catone ci può insegnare qualcosa, ma c'è l'orto del tecnico che è un orto forse dove si coltiva di più. Ma il tecnico cosa dice? È la prima volta che succede che in un campionato a novembre sappiamo già che ci sono 11 giocatori che sono in predicato di andare via, di quelli che stanno in panchina, e 5, oggi diventati 4, che sono ai margini della squadra. Chi si tiene dietro una zavorra così pesante e importante? Tant'è vero che il tecnico a un certo punto ha dichiarato apertamente di volersene disfare. I 4 non appartengono mai al progetto, ma si allenano col progetto e non sono erbe non infestanti, e gli altri 10 fanno parte tutti quelli di quel corredo di giocatori che il tecnico utilizza per poi lamentarsi dello scarso rendimento. Ma si è rotto l'impianto di irrigazione. E allora mi non fermo. abbiamo più E allora mi fermo. Allora, tra gli esclusi, tra i non più graditi, in questo orto ci fa anche di mezzo dal primo all'ultimo, e vi è un sospetto che ciascuno non sia felice dell'operato dell'altro. Un'azienda non può andare avanti così. Il ritiro colma soltanto probabilmente un aspetto, ma i problemi rimangono in partenza, che possono essere quelli di programmazione, che possono essere quelli di impiantistica, che possono riguardare financo il povero speaker dello stadio, che ieri, poverino, al 96esimo, all'ordine di servizio di mandare l'applausometro per il gol del Catania, senza rendersi conto che è anacronistico. Ma il povero ragazzo, che colpa ha se non quello che nessuno dà agli altri la responsabilità e la professionalità che invece in una società, in un'azienda, dovrebbe essere la regola e non l'eccezione. Io sospettavo il suo silenzio, pseudo silenzio iniziale. Però questo ragionamento, che è assolutamente condivisibile, mi porta a fare una considerazione, perché poi alla fine stiamo parlando della scelta degli uomini, cioè se questa scelta è una scelta felice o infelice, e questo ce lo dice il campo. O se queste situazioni andavano... Non dico solo di giocatori, scelta di uomini. Ok, però Angelo, fammi fare un esempio proprio banale. Qualcuno mi spieghi perché Candellone dal Pordenone va alla Juve Stabia e fa un campionato straordinario. D'Andrea, che a Cerignola era molto più forte di quello che Candellone faceva a Pordenone, viene a Catania e non la struscia. Cioè, questa cos'è? Insipienza o anche l'imponderabile? Perché io credo che prima di prendere un giocatore, al di là della bravura tecnica, tattica, se hai i capelli biondi, gli occhi azzurri, eccetera eccetera,
si guarda anche l'uomo, si guarda Ma perché ovviamente guardi Andrea e per No, lo stesso nel ragionamento senso che non non me è lo una fai? scienza esatta. No. Cioè, perché Candellone, ripeto, da Pordenone che va a Cerignola, va a Che è Castellammare un e posto- diventa ma Castellammare trainante per la vittoria del campionato della Juve Stabia, e invece D'Andrea, che a Cerignola era in proporzione molto più forte di quello che Candellone faceva a Pordenone, viene a Catania e non la struscia. Questo non è spiegabile, caro Angelo, purtroppo. Possibilmente è spiegabile. Non è una scienza esatta. Non è, e allora Se no la Juve Stabia l'anno scorso il campionato non l'avrebbe Perché mai vinto Cianci con quel e budget, Ciccerelli con quei giocatori, vanno via da Catania con e Buglio, diventano- con Andreoni. Non lo vince il campionato se ci basiamo semplicemente Ma una volta una sulla... persona che aveva le scuole basic ma esperienza da vendere ci parlava che le 5 componenti, ci ha insegnato un po' a tutti quanti, a noi non tanto, però vabbè, diceva una cosa vera e saggia, con l'atteggiamento basic di chi ha studiato sul campo, che il primo elemento di qualunque riuscita di un progetto è la società, non si scappa. Allora, se Cianci, Ciccerelli, possibilmente non è una scienza esatta, ma se qui i riusciti di 2 stagioni in Serie C si chiamano soltanto Jimenez, si chiamano Stoppa, si chiamano tutto Inglese. sommato inglese. No, senza tutto sommato. Attenzione, no, tutto sommato inglese è un giocatore che già parte con un background fondamentale, però c'è anche inglese. E allora, se 4 risorgono e ottengono plusvalenze ipotetiche importanti, ma 14 falliscono, beh, è la vittoria di Pirro, amico mio, perché ci troviamo lì e Sì, vi ma il metto vero in problema, discussione. caro Angelo, riguarda il reparto d'attacco di questa squadra. Il vero problema, è lì, io perché non in Serie porto C, in Serie C su 38 giornate 25 sono partite Alessandro, sporche, e tu le partite sporche nel le mio vinci terreno- con 3-4 attaccanti nel che mio si terreno- distribuiscono State i buoni gol. tutte e nel due. mio terreno State non tranquilli. mi tengo l'erba infestante, hai capito? Bene, allora, chiudiamo. Abbiamo finito con l'agricoltura? No, basta. Basta con l'agricoltura. Non me la Fra tengo. poco parliamo- Carlo è sbigottito. Fra poco parliamo di mercato, ma intanto ci dobbiamo assolutamente fermare. Ci sono Andiamo- un po' di episodi adesso sulla partita. un attimo, andiamo da Giulia. Noi ci fermiamo solo il tempo di una pausa caffè, torniamo subito da voi. A tra poco e restate con noi. Allora, torniamo Ci in chiedono studio. cose di mercato, niente? Ci arriviamo sul mercato. Vabbè. Prima però 3 episodi. Ok. Il mercato Di quando? ieri. Mercato Quando? subito. Perché no, subito lo vuole Toscano e guarda Eh. che da quasi 3 settimane che Toscano alla vigilia dell'apertura del mercato ufficiale dice chiaramente via i vecchi, arrivino i nuovi. E questa settimana ne arrivano 3. Ne arrivano 3. Un attimo. Vabbè, basta. Vogliamo arriviamo. vedere questi 3 episodi, Sì. visto che ne arrivano 3? La linea del 3. Allora. Partiamo col mancato intervento dell'arbitro su Gil Puche, che è già ammonito e fa questa cintura su Queste Carpani. ammonizzano tutta la vita. Mi pare che gli estremi ci fossero tutti. Eravamo al 36esimo 0-0. Tra l'altro lo stesso fallo che Anastasio ha commesso Sì. e l'arbitro Esatto. ha punito con un giallo. Esatto. Arbitro Signor Drigo di Portogruaro, un disastro. scadentissimo, Un disastro. a differenza di quello che abbiamo avuto Sì. invece a Benevento. Quello era molto bravo. E sì. questo un arbitro Questa che era Ammonizione espulsione tutta la vita. per doppio giallo. Tutta la Secondo vita. me non Questo ci è il sono primo dubbi. degli episodi. Sì, Poi andiamo- vediamo il gol del vantaggio. Ce lo legge Carlo, proprio lo sviluppo di questa azione. Sì, c'è questo intervento di testa doppio Gega e poi qui Gega si fa saltare facile da Guerra. e Quaini. Quaini invece di scappare dietro insieme a Castellini tenta l'intervento su Afenagian. Guerra mette palla in verticale per Afenagian Vede, non è e fuori Castellini gioco, tenta un difficilissimo fuorigioco. Che non Quindi c'è. ci sono 3 errori di tutti e 3 i difensori, Sì. Che uno dopo l'altro. che testimonia quello che dicevamo prima, cioè prime 10 giornate solidità difensiva a prova di bomba, Da vertice. poi Qui sbagliano tutte e 3. poi questo fattore è crollato.
Andiamo all'episodio numero 6, una delle ultime possibilità per il Catania di almeno pareggiarla, siamo al 78esimo, qui si sbaglia veramente l'impossibile. Tra Lunetta ed Andrea, insomma, guardate un po'. Plin, direbbe Regia Lappas. Posso chiedere a Carlo cosa pretenderesti da un giocatore che hai in panchina se tu già sapessi da un mese che ti chiami Ierardi, o che ti chiami Celli, che ti chiami Guglielmotti, non sono cambiate no, ora c'è i nomi. Allora, Berna, Lunetta, D'Andrea, manca qualcuno. Allora, già che ne parli, la posso vedere? Cosa ti aspetti da un giocatore che sa che in partenza non è gradito? No, io ti rispondo invece come avrei reagito io da calciatore. Tu non lascia stare tu. Io da calciatore avrei reagito facendo una grandissima prestazione, magari contro chi hai esordito tu nella tua vita calcistica, hai giocato contro uno che si chiama Rummenigge, ricordo bene. Sì, ricordi bene, lasciamo perdere. Ciao. Dico, avrei reagito dimostrando all'allenatore che si stava sbagliando, dando uno schiaffo morale all'allenatore. Io che conosco per avere fatto come lavoro il giornalista l'idea di molti giocatori, non di tutti fortunatamente, ma della maggior parte. Se io ho un contratto di 3 anni e mi danno 250.000 euro l'anno e mi chiamo Patanè, nessuno non mi farà. Mi piace questo pensiero, sono di una vecchia generazione. Perfetto. Tengo troppo alla dignità e al mio orgoglio da uomo e da calciatore. Sei tu, quindi io ragiono così. Bene, ma per quale motivo devo andarmi ad accasare altrove se sto qui in panciolle e non faccio nulla, aspetto che ormai mi metto quasi in prepensionamento e mi prendo 200. Cioè, qual è la responsabilità? Che brutta cosa, ma che responsabilità puoi dare a un giocatore che rimarrà o rimarrebbe per un altro anno a Catania con uno stipendio del genere? E quale beneficio ne ha il Catania se qualcuno di questi giocatori che invece sono portati in panchina si dovesse far male e poi non essere più appetibile per altre squadre? Guarda che è una situazione viziosa in partenza. È una situazione viziosa, hai detto bene. Perché sto facendo un nome a caso, Ierardi, che è stato messo in formalina da 2 mesi e mezzo a questa parte, se ieri si infortuna Ierardi, ti rimane sul groppone un altro anno. Non ha interesse Ierardi a fare la partita della vita, ma forse non ha neanche interesse il Catania a farlo giocare con il rischio di farsi male. E allora qui è una situazione di sistema, è un cane che si morde la coda, con risultati di tutta evidenza sul campo, che non può risolvere un allenatore che fa invece delle dichiarazioni fortissime, che un'altra dirigenza avrebbe detto: beh ragazzi, qui mettiamolo in discussione, perché non puoi sbolognarmi mezza squadra. Cioè 11 giocatori non possono stare in quella tabella. Angelo, non è che per caso noi stasera abbiamo chiesto l'intervento di un dirigente della società. Ci hanno spiegato, Alessandro ha anche avuto modo di colloquiare con lo stesso Vincenzo Grella, che forse faranno parlare i fatti. Questa è la sintesi, invece di venire qui in trasmissione. Attenzione, potrebbe essere una strategia della società aziendale mandare avanti Toscano, potrebbe anche essere questo, cioè Toscano è quello che si espone e Angelo, ci mette la faccia. Sto invocando l'esonero. No, sto dicendo semplicemente questo, attenzione. La premessa è stata che questa è l'unica società che in questo momento può garantire quello che ha garantito a Catania. Toscano è l'unico allenatore in questo momento in grado di potersi assumere le responsabilità di un progetto tecnico, cioè cambiare con un allenatore che ti rimarrebbe sul groppone con un contratto di 3 anni, come è già capitato con Cristiano Lucarelli, e non parliamo dello stesso tessuto di allenatori rispetto ai risultati ultimi di Toscano, è da folli. Però è altrettanto anomalo vedere che il Catania sostanzialmente non smentisca la schermata di Alessandro Vagliasindi, sto facendo proprio l'ipotesi tecnica di una settimana fa, con 11 partenti, e poi li mette in campo col rischio di, se si fanno male, diventa un problema per la società, se giocano bene
giocano bene. Andiamo alla sostanza adesso, andiamo alla sostanza, nel senso che la sostanza è che questa squadra è cominciato il mercato è iniziato il 2 di gennaio. Oggi è il 13, sono passati 11 giorni. Che 10 giocatori. Un attimo, stai calmo, entriamo nel dettaglio? Cominciamo a entrare nel dettaglio perché altrimenti non ne usciamo più. Allora, una prima parte. Partiamo dal punto sul calciomercato che è l'aggiornamento di quello che abbiamo visto la scorsa settimana. La regia adesso ce la favorisce, eccola qua. Abbiamo suddiviso, come la scorsa puntata, chi resta, chi parte e i fuorilista. Concentriamoci sulla colonna dei chi parte, perché Adamonis è già andato al Sud Tirol, restano Luperini, Montalto, Guglielmotti, Celli, D'Andrea, Ierardi, Verna e Lunetta, mentre dei fuorilista è uscito rispetto alla settimana scorsa Silvestri, che è andato in prestito, Tommaso Silvestri, che è andato in prestito alla Triestina. Ti interrompo. Sì, sono anche perché dobbiamo aggiornare le possibili trattative in uscita di alcuni di questi giocatori. Ti interrompo, quindi la panchina di ieri, al netto dei giocatori classe 2008 e 2006 e 2005, quindi al netto dei giovani, contiene esattamente quei giocatori, quella colonna, perché c'è Ierardi, non c'è Luperini, era infortunato, Montalto non era convocato, però c'è Guglielmotti, Celli, D'Andrea, Ierardi, Verna e Lunetta, ci sono tutti. Ma di cosa ti scandalizzi No. se questi non vanno ad arare il campo? Cioè, cosa pretendi se sai già che devi partire? Ti aspetti che tutti si chiamino Carlo Breve e vada a dimostrare in una partita che l'allenatore si è sbagliato, la dirigenza si è sbagliata? Questo è. Sì, ma questi sono professionisti, hanno un contratto ogni domenica, o se giocano 5 minuti o se ne giocano 80 devono dare il massimo. Perfetto. Per allora, contratto, contratto. Ci sono, ma non c'è, sono doveri e diritti. Ma non diritti e doveri. Non c'è una misura del minimo e del massimo, c'è soltanto quello che vedi sul campo. Se è la seconda volta o la terza volta che vedi sul campo quel tipo di rendimento, o hai sbagliato a prenderli o hai sbagliato a non tenerli nelle condizioni di sentirsi importanti per questo progetto fino al giorno in cui non li hai realmente ceduti, o altrimenti non ti puoi lamentare di avere uno scarso rendimento dai 5 che E la seconda volta, subentrano. Angelo, ieri abbiamo anche chiesto al mister se in questi casi non sarebbe il caso di far giocare qualche giovane. Che ti ha risposto? Sì, e questa è la strategia che vogliamo fare. Dopo 2 partite così? Dopo 2 partite. Torniamo su quella torniamo sulla grafica per fare il punto sulle uscite dopo quella di Adamonis e Silvestri, di cui abbiamo dato cenno prima. Possiamo dire che il discorso tra Luperini e il Sud Tirol va avanti. Montalto ha 2 richieste alla Serie D, Celli ha richieste da Ternana, Ascoli e Casertana, D'Andrea molto probabilmente torna a Cerignola, Ierardi non ho al momento situazioni concrete su Ierardi, invece Verna ha ricevuto richieste dal Cerignola, dall'Ascoli e dalla Ternana, e Lunetta ha contatti con squadre importanti del girone A. Posso chiederti una cosa, Alessandro? Ma se è vero che questi giocatori, Ierardi, inizio di campionato importante, Guglielmotti, inizio di campionato importante, Verna, Lunetta. Cosa è accaduto a questi giocatori nell'arco di quelle 10 giornate, 12 giornate di campionato? Cioè, cosa può essere accaduto? Non essere riusciti ad assorbire il primo vero momento difficile della stagione. Ma ci siamo illusi noi di aver dalla visto... sconfitta in casa con Latina, che secondo me segna la vera inversione di tendenza di questa stagione, perché quella è stata una sconfitta assurda. Sì. È come se il gruppo ha perso gradualmente, non per tutti gli effettivi, ma per una parte di quelli che stai citando, le certezze che avevano maturato nella prima parte della stagione. Non so se sei d'accordo. E tutte e 4 hanno avuto dei problemi fisici. Anche questo, giocatori come invece Jimenez, come Stoppa,
Perché per caratteristiche anche morfologiche sono giocatori che hanno trovato la condizione, giovani, più freschi, che hanno trovato la la condizione in quel momento. Ricorda che sono arrivati l'ultima settimana di mercato. Allora, Jimenez, Stoppa, posso chiederti la tua idea? Guglielmotti, Lunetta. Gliela chiediamo fra un po'. Non hanno fatto la preparazione l'idea col da Catania, Alessandro, ci Sì. dobbiamo fermare, No, ragazzi. devo aggiornare sui fuorilista. Sì, ma E poi c'è l'altra schermata allora sul facciamo mercato. una cosa, ci fermiamo Ok. qui, ripartiamo fra poco Dai, sul fuori lista. No, mercato. perché Devo andare dai cugini. dobbiamo parlare dei fuorilista e dei nomi che in questo momento caratterizzano le trattative in entrata del Catania. Lo facciamo fra pochissimo, restate insieme a noi. Situazione incandescente anche in studio. Restate con Corner, fra poco parleremo ancora di mercato. Allora Alessandro, riprendiamo dal mercato del fuorilista e poi diamo subito qualche notizia di quello che può succedere e di quello che succederà. Sulla grafica precedente. Anche perché abbiamo 10 minuti in questo blocco Ok. e vorrei anche sentire i messaggi e andare dai cugini. Ok, andiamo sulla grafica precedente, eccola qua. Fuorilista, abbiamo detto Silvestri è andata alla Triestina, restano ancora da piazzare Chirico, Zanellato, Rapisarda, Monaco. Chirico, è in corso un derby umbro per Chirico. La settimana scorsa sembrava in vantaggio il Perugia, ora la situazione vede la Ternana favorita su Chirico e quindi al momento la destinazione più probabile per Chirico, e non è una cosa ipotetica ma concreta, è la Ternana. Ma vogliamo spiegarlo bene, Alessandro? Sì. Cioè è come se tutti stessero facendo la fila per prendere Chirico, che ha un contratto da quasi 280.000 250.000 euro per un altro anno a Catania. È una falsità, cioè sarà vero che ci sarà anche un derby tra Roma e Lazio per prendersi Chirico o tra Inter e Milan, ma è anche vero che questo derby si gioca con la partecipazione alla somme di contratto, agli emolumenti che il Catania ha promesso a Chirico. Meno male che stasera non volevi parlare. No, perché però altrimenti... ascoltami, dobbiamo essere molto concreti, noi, pragmatici. Alla fine della trasmissione mancano sì e no 15 minuti. 15 minuti complessivi togliamo la pubblicità. Anche dobbiamo sulle casse accelerare. Vediamo un attimino il mercato. Sugli altri fuorilista per parlare di Zanellato, su cui negli ultimi giorni si è mosso il Novara, Serie C, Girone A. Rapisarda, c'è questo dialogo col Campobasso che dura già da qualche giorno, potrebbe andare a bingo. Monaco era legato alla possibilità che il DS del Messina fosse Roma, ma Roma si è disimpegnato alla nuova proprietà del Messina, quindi al momento questo discorso tra Monaco e il Messina si è interrotto. Ma siamo assolutamente sicuri che questi due giocatori, o due giocatori, Monaco, Rapisarda, se rimangono al libro paga del Catania, non possono in un certo qual senso diventare partecipi di un progetto, se è vero come è vero che c'è stato un fallimento globale dell'impianto difensivo del Catania? La mia è soltanto una domanda, perché piuttosto che tenermi due giocatori scontenti a contratto però col Angelo Catania, non giocano partite ufficiali da 7 mesi questi giocatori, e allora è stato ammesso e non concesso, se tu li vuoi reintegrare è stato corretto, non ti danno subito serve un quello mese che e ti mezzo serve. per tornare di nuovo. ovvio. Ecco, Chi lo il campionato compra? praticamente sarà finito. Ma a questo punto cosa può essere di appetibile un giocatore per una società se chi lo compra deve pagargli lo stipendio? Sono giocatori che per le società che lo vuole, per la società che lo vuole prendere, non sono immediatamente attendono 3 mesi titolari da utilizzare, Esattamente. Speriamo. Alessandro, chiudiamo. Andiamo invece sul quadro delle trattative in entrata. Vediamo le trattative andiamo in sulla entrata. seconda grafica, eccola qua. Andiamo sul lato destro per concentrarci sugli obiettivi di mercato, alcuni nuovi rispetto a quello che dicevamo la settimana scorsa. Allora, i portieri. Al momento Dini è in vantaggio su Saro, sono questi due i candidati a vestire la maglia del Catania e a difendere la porta rosso-azzurra. Per quanto riguarda difensori, in ordine di percentuale di probabilità, al momento i due rinforzi difensivi in predicato di vestire il rosso-azzurro sono Alberto Masi, classe 92, attualmente in forza all'Atalanta Under 23 con un buon passato in Serie C,
ricordo anche in Serie B con la Ternana, se ricordo bene, Bertoncini del Novara, uomo che ha avuto Toscano a Reggio Calabria, un classe 91, e poi ci sono Laezza del Vicenza, un classe 93, e Matino del Bari, un classe 98. Questa è tutta la linea verde? Sì, vabbè, la linea verde in difesa chiaramente ci vogliono giocatori pronti subito. Quindi questi obiettivi per quanto riguarda i difensori, quindi in questo momento favoriti Masi e Bertoncini, arrivi portiere e 2 difensori che vengono dati per imminenti, quindi in questa settimana dovrebbe avere Toscano a disposizione il portiere e i 2 difensori. Centrocampo, Garetto ha dato l'ok al trasferimento al Catania, c'è trattative in corso tra Catania e Rimini per il prezzo del cartellino, perché Rimini non lo cede se non dietro una contropartita economica adeguata. Spendi, l'ultima voce di questa grafica, Spendi, appena passa via il banner pubblicitario lo possiamo vedere, Spendi rappresenta l'obiettivo di cui parlavamo la settimana scorsa in attacco, di proprietà dell'Empoli ma in forza alla Carrarese. Il Catania ci lavora già da diversi giorni, si cerca di capire quale può essere la formula, perché chiaramente la Carrarese non vuole privarsene se non ha delle garanzie per quello che può essere poi il posto da colmare nell'eventualità della partenza di Spendi. C'è un altro obiettivo in attacco e poi mi taccio, che è un giocatore che milita attualmente in Serie B, giocatore che il Catania ha già trattato la scorsa estate e sul quale è tornato da qualche giorno il Catania e potrebbe anche andare a conclusione questa trattativa. Il migliore degli informati è Alessandro, ma gli faccio una domanda soltanto secca, non provocatoria, ma per capire. Non ti provoco, Alessandro, no, so che le tue informazioni sono di prima mano, ma chi sta sfacendo il mercato del Catania in questo momento? Chiaramente c'è un'equipe che comprende Faggiano, Pastore e Grella. Questi sono gli uomini che valutano, ovviamente con il placet di Toscano, questo indubbio. Era una domanda secca. La risposta è stata altrettanto secca. Vado di nuovo a leggere i messaggi con Giulio. Un attimo, stai calmo, Patanè. Non sono convintissimo. Stai calmo, però, Patanè. Cioè, non sono convinto della risultato. No. Faggiano chiaramente ha delle limitazioni in questo momento, quindi tante cose non può farle andando diciamo fuori Catania per concludere. Diceva uno più bravo di me, non capisco, ma mi adeguo. Ecco, meno male che adesso si a proposito di questo, io leggo il messaggio di Lorenzo Fasseri che ci consiglia: dovreste usare i cartellini gialli e rossi con Patanè alla seconda ammonizione in castigo dietro la lavagna con i cugini. E io direi che è un'ottima con i cugini, proprio i cugini che in questo momento stanno aspettando di andare in onda. Preparatevi la seconda parte di rassegna stampa, stiamo arrivando. Prontissimi. Poi c'è una domanda da parte di Seba che scrive: buonasera a tutti, mi spiegate cosa significa avere un capitano diverso di volta in volta? E ancora, buonasera, secondo voi c'è il rischio a questo punto di fare lo stesso girone di ritorno dell'anno scorso da Vittorio? E ancora una domanda: Sturaro rientra in tempo per Ferragosto? Ce lo scrive Tarci dalla tribuna B. No, ma non è nulla di grave quello che è capitato a Sturaro, credo che per Ferragosto ci siamo. No, penso per la partita in casa col Giuliano sarà disponibile. Ok, poi c'è chi si chiede: ma Pelligra, Uniè e poi ancora in Australia. Esattamente. E poi ancora ritira a Cosenza per fare cosa? Quindi lo trovano inutile tutto ciò. Campionato dello scorso anno no, perché il Catania ha tante occasioni da gol ogni partita. L'anno scorso per vedere un tiro in porta dovevamo un attimino aspettare tante partite, quindi no. L'importante è che rinforzino bene l'attacco. L'importante è che rinforzino bene la ci sono società. Due flop che sono Alessandro. D'Andrea e Montalto che non hanno dato nulla. Ci vuole almeno una doppia alternativa inglese. Rinforzino la struttura, non la cambino, magari non compete a me, ma la rinforzino, perché una società va avanti se rema 2 con, non 2 contro. Serve una nuova fornitura di irrigatori. Bene, basta un attimo Giulia, fermo un attimo perché voglio andare per i prossimi 2 minuti dei cugini, così poi il fatto della fascia di capitano di volta in volta ha parlato, è stato chiaro Toscano, ha voluto alleggerire le responsabilità, ha voluto dare la responsabilità a un giocatore d'esperienza, di grande carisma, che sicuramente siamo sicuri che questa cosa sia stata funzionale? Su questo ci metto io a proposito di Castellini, perché il giocatore vai apposta, a proposito di Castellini che è uscito ieri anzitempo,
anche in questo caso come Jimenez a Benevento non dovrebbe Affaticamento. essere nulla di particolare. Vorrei andare dai cugini, Giulio, un attimo, voglio andare dai cugini perché mi restano un paio di giornali da vedere. Sì, Leggiamoli e vediamo insieme. Se non dai. ci sono altre 7-8 parentesi da aprire, andiamo col chiacchiere dello sport, che titola? No alle squadre B. Questo calcio non vi appartiene. Parafrasando la protesta legittimissima che hanno fatto le curve, la squadra B, con in più Castellini stoppa Jimenez inglese, perde in casa contro la Juve, Next Generation Thief. Era un altro caso di... Sì, esatto. un altro caso Toscano di B. analizza la gara coi campani. La sconfitta denota che la squadra è fragile. Alcuni hanno le gambe così fragili che sembra quasi stiano passeggiando. Sembra. Dobbiamo mettere dentro gente che abbia fame e che mangi il campo anziché il pane a tradimento. Mettiamone un paio. L'allenatore della Juve brambilla Fumagalli, mi sembra già di averlo sentito da qualche parte. Un tempo per espugnare il Ciboli dovevi avere una panchina in grado di annullare un gol ed attaccanti capaci di segnare o in fuorigioco o rigori altri tempi. inesistenti. Altri tempi. Oggi basta giocare un minimo al calcio, anche un minutino basta. Basta. Passiamo invece al resto del librino che intitola Antonio. Intitola Società inesistente, il Catania crolla amaramente. Il Catania riflette sul campo tutti i problemi problematici della società. In edicola Col resto del librino. Vi regalo un glossario con tutte le voci utili per i giocatori che intendono giocare a Catania, senza ridursi come quelli degli ultimi 2 anni. di 700 pagine più o un meno. pochino, Chiediamo sì. al direttore Vittera. Come può tagliare una fragilità del genere? Esatto. L'ultimo giornale Che è il nostro- il Sole il 24 Ore a Brucia. finanziario. Che titola? Nessun problema, il Catania è quasi salvo. Sì. Con il quasi fallimento di Turris e Taranto e del Messina che annaspa, non dovrebbero esserci Per gli questo stessi, siamo tranquilli. gli stessi patemi d'animo dell'anno scorso nella corsa salvezza. Già pronto quindi un altro premio salvezza di ci 250.000 sta. euro per la D. Vincent Grella. Cioè, potevamo come l'attaccante, ma meglio così, meglio. No. Abbiamo per chiudere una domanda per Carlo Breve. Tornano le domande. Tornano le domande. Ci scrive Ivano da Milano, originario di Città del Vaticano, ma residente in via Pantano, e chiede a Carlo Breve: a livello comunicativo capiva più la società cinese in cui ha lavorato o la società Catania Football Club? Ho generato tutto il popolo cinese, tipo. Che bello, il cinese è bellissimo, quindi Più facile. Quindi cosa per non dire? è bene. Quindi più Ma facile. la comunicazione del Catania non ha lasciato a desiderare in questo periodo. Quindi meglio è la più facile Cina. imparare il cinese. Meglio più facile imparare il cinese. Ragazzi, ci fermiamo qui un attimo perché dobbiamo andare per l'ultimo stacco in pausa e poi riprendiamo con le ultime schermate da vedere, con il prossimo avversario, con il calendario. Non lo so se finiremo stasera a mezzanotte con tutto quello che c'è da fare, con i messaggi. Certo, i messaggi ci devono anche essere. Pubblicità. Allora, siamo nell'ultimo segmento di trasmissione. Che non prolungheremo. Assolutamente no, anche perché dopo la trasmissione c'è la differita integrale della partita di ieri del Catania alla Juventus Next Facciamoci Gen di male. con Marco Carli e Carlo Breve. Intanto Angelo, perdonami, tornando al discorso dei fuorilista, diciamo l'uomo mercato per eccellenza Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla possibilità che Roma diventi il direttore sportivo del Messina e pare che nelle ultime ore queste distanze tra le parti si siano definitivamente accorciate e risolte e domani Roma potrebbe essere ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Messina e quindi quella situazione che riguarda Salvatore Monaco si potrebbe concretizzarsi. Esattamente. Sì. Allora, a questo punto facciamo le pagelle, Sì. vediamo le pagelle, partiamo dal migliore e così chiudiamo il capitolo partita di ieri. Esattamente, e allora di scoprire che è stato il migliore della partita che si è giocata ed è proprio lui, Caleb Jimenez, con voto 6. Volle Cindy ci scrive: cerca di far uscire la mediana dall'asfissia del pressing avversario, giocando la palla massima a 2 tocchi, con pulizia e l'idea di creare spazi in verticale negli ultimi 20 metri. È sua la regia nell'avvio dell'azione più importante, conclusa con la traversa di Inglese, che va a segnare il confine definitivo tra l'ipotesi di montarla e la resa ineluttabile alla sconcertante sconfitta. Vediamo anche le pagelle che riguardano il campetto
E partiamo dall'allenatore toscano con un'insufficienza, voto 4, Farroni voto 6, Castellini 4,5 e 4 per Ierardi che lo sostituisce, 5 per Quaini, 4 per Gega e 4,5 per Berna che prende il suo posto, 6 Raimo, 5 Guglielmotti che lo sostituisce, 4,5 per De Rose, 6 Jimenez, 4,5 Anastasio, Lunetta 5,5 che prende il suo posto, 5,5 anche per Stoppa, 4 per Carpani e 4 anche per D'Andrea che lo sostituisce e infine 6 per Inglese. Se non c'è un progetto serio per cui ciascuno di queste componenti si toglie il sassolino alla scarpa in queste settimane e chiarisce i propri obiettivi confrontandosi con l'interfaccia che ha, tutte queste insufficienze non verranno colmate, Alessandro, mi auguro di sbagliarmi, da un ritiro di 2, 3 giorni, 4 giorni in vista di una partita. Se non si fa un progetto anche strutturale con una proiezione che riguarda i campi di allenamento, gli impianti, cioè, se questa società non torna a fare quello che per molto tempo ha fatto, e ha fatto, io reputo anche bene, quello di ragionare in termini di operatività concreta e non coltivando ciascuno il proprio box, probabilmente il progetto può ancora ripartire. Un ritiro con tutte queste insufficienze e con delle eccellenze che stridono su questo marasma di piattume totale. La Juventus Next Generation, la squadra che dimostra la classifica che ha, è il Catania dell'inizio di campionato, ma questo stesso Catania non può perdere con questa squadra se il virus non sia strutturale e si sia probabilmente annidato in ognuna di queste componenti. Io credo, Angelo, che ci sia un confronto continuo tra società, tecnico, per quanto riguarda l'analisi di queste situazioni. La sensazione io credo che ci sia un confronto continuo e ora i malcontenti di Toscano li avrà trasmessi sicuramente alla società, quindi staranno valutando il da farsi. Non posso credere che in una stagione ci siano dei blackout e ognuno pensa al proprio orto. Non ci credo. Il mercato di gennaio è il mercato più difficile, ce l'hanno detto tutti gli operatori di mercato. Andare al mercato di gennaio con un direttore sportivo che è arrivato da 10 giorni e a confrontarsi probabilmente con la delusione per l'operato del vecchio direttore sportivo che ha prodotto, a parere del tecnico o di parte della società, questo tipo di risultati, beh, guarda che è un rischio. Poi, siccome tutte le variabili sono utili nel calcio, peggio di così non può andare, speriamo migliori. Allora, abbiamo e vi dobbiamo ancora, rispetto a quello che abbiamo preparato nel corso della giornata, alcune grafiche che riguardano il calendario e il prossimo avversario. Sì. Andiamo sul calendario del Catania, lo vediamo subito. Vediamo prima il calendario, vediamo quando giocherà ancora il Catania. E gioca proprio domenica 19 gennaio, ore 17:30, Picerno-Catania. Con un punto interrogativo al momento. Ah, ok. Meteo, punto meteo. Meteo. Domenica 26 gennaio ore 12:30 Catania-Giuliano, domenica 2 febbraio ore 15 Audace Cerignola Catania e domenica 9 febbraio sempre alle ore 15 Monopoli-Catania. Si sarà chiuso la sessione di mercato a quel tempo e avremo tutti quanti le idee più chiare. Però hai visto 3 trasferte nelle prossime 4 partite? Che vuoi? No, dico aumentare la difficoltà di questa situazione. No, non penso. Questo ancora una volta è una botta di fortuna per il Catania, perché oggi affrontare 3 partite in casa, se non dai una svolta di carattere e se non dai un segnale forte, strutturale, probabilmente ti aspetta uno stadio ancora dimezzato, perché tra le utilità di questa società che è stata brava a produrre, ricordiamolo, ci sono in quel bilancio anche una serie di introiti. 45.000 abbonati in 3 stagioni complessivamente. Però attenzione, se non sono 45 saranno 42.000. E allora questo è un valore aggiunto, ma attenzione, non è un valore perpetuo, non ti sei messo in tasca l'oro e adesso ce l'hai messo in cassaforte. Quel valore è un valore che si può disperdere e domenica ci siamo accorti tutti che al netto del dato delle presenze che raccoglie anche la quota abbonati,
Io ho visto che c'erano almeno 2.000-3.000 abbonati. Di domenica alle 3, che è la collocazione proprio ideale. 2.000 abbonati che erano rimasti comunque a casa. Però dico, domenica alle 15, che diciamo è la situazione ideale per andare allo stadio. Perché disperdere questo enorme patrimonio per non fare un attimo il punto della situazione? Non abbiamo più tempo se non vedere il Picerno e dopo andiamo dai cugini. Sì. Andiamo con la Picerno. E allora vediamo proprio il prossimo avversario che, come abbiamo già anticipato, è il Picerno. Con 22 partite giocate, 8 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte, 27 gol fatti e 18 subiti. Nel girone di andata Catania-Picerno si è chiusa con un pareggio 0-0. Vediamo anche il rendimento interno della squadra con 11 partite giocate, 6 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta, 19 gol fatti e 8 subiti. I migliori marcatori sono Energe con 6 gol, Bernardotto con 4 gol, Volpicelli sempre con 4 gol e Maiorino con 3 gol. Sì, una squadra difficile, gioca da tempo assieme. È vero che ha perso Gilli, che è passato all'Arezzo proprio in questa sessione di mercato, che è un po' il perno del reparto difensivo, però da centrocampo in su sono tutti giocatori brevilinei che giocano sempre sulle sovrapposizioni. Hanno perso la sui prima tagli. punta che l'anno scorso ha fatto la differenza sì. E non sono riusciti a rimpiazzarla. Sì, però hanno trovato le facendo bene Energe che è un attaccante mancino, un attaccante esterno, sempre, diciamo, il regista offensivo classico, sì. Vorrei adesso, squadra molto difficile, sempre se si gioca. Vorrei andare dai cugini perché abbiamo da vedere i commenti sul web, vediamo un attimino che cosa ci dite. Ragazzi, sono le 22:13, mancano 2 minuti alla chiusura. Da 10 scaliamo a 5. Fate quello che volete, però dobbiamo essere lo volete, non ci permetteremo mai, solo cominceremo dalla top 25. Allora, al quinto posto. Al quinto posto, la pagina Tutto Calcio Catania, si parla delle valutazioni su Dini e Saro a difesa dei pali. Commenta Giovanni Spampinato: Saro sarà raccomandato da Giuseppe Castiglia. E infatti gli fa eco Alfonso Creceffa, ma passo Saro. E finisce Roberto Tondra che scrive: io per una maglia di Saro pagherei qualsiasi cifra. Anche io, se per questo. Al quarto posto, la pagina Catania Football Club, abbiamo il commento di Giuseppe Marsala, lo speaker che chiama a gran voce il popolo rossazzurro al gol di Lunetta, con l'arbitro che fischia la fine è da Oscar. Cosa è successo? Ma Diego Belardi ci spiega che Grella era soddisfatto del gol e lo ha obbligato a esaltarsi. Sicuramente è stato per questo. Può essere. Al terzo posto, sempre sullo stesso commento, Salvatore Andrea Bricchetto scrive: vi voglio assicurare super scocci dei nuci senza scappi. È un'immagine evocativa bellissima, che fa capire il momento. Fantasiosa. Al secondo posto, dalla pagina Catanista Redazione, Grella a Bordocampo con Pessotto e Claudio Chiellini. Commenta, con lo staff della Juve, quindi. Sì, esatto. Commenta Fabrizio Lopresti: Grella a Curo Portafoglio. Ci sta. Sì, non si sa mai. Per concludere, Antonio, al primo posto dalla pagina Catania FC, fischio finale del match, full time, Santo Papa ci fa vedere quello che da poco sarà i filtri di Instagram, perché dal 14 gennaio Meta toglierà i filtri bellezza da Instagram. Quindi oggi con Berghessio e poi il 14 gennaio saremo come Montalto. Forse meglio con i filtri. Meglio oggi. Grazie ragazzi, un attimo dobbiamo andare da Giulia perché qualche messaggio ancora dobbiamo leggere. Sì. E io inizierei proprio da questo. Appena si è infortunato Di Tacchio c'è stato un crollo incredibile al centrocampo. Un calciatore che detta i tempi, forte fisicamente e dal tocco di palla elegante. Manca un centrocampista di qualità. Sicuramente è inciso infortunio. Sì. E ancora, scusate, ma in tutto questo è accettabile il silenzio assordante della società? Una città di conteste e tu non dimostri di tenere alla piazza rispettandola? Andrea da San Giovanni, la punta, l'abbiamo detto esattamente. Che mi è stato spiegato la settimana scorsa sulle società estere che non parlano, sono distanti da questo approccio mediatico e quindi la comunicazione l'hanno lasciata al tecnico. Dobbiamo sprovincializzarci un po', perché se pensiamo che la dirigenza, così mi è stato detto e quindi così ripeto, deve intervenire ad ogni piè sospinto, non siamo in linea con i tempi delle società all'estero. Sentiamo ancora? Gli ultimi 2 messaggi, perché il tempo è poco. Sono d'accordo con Toscano, ma la squadra non l'ha fatta lui? Più che l'ha fatta lui, diciamo, ha accettato di allenarla. E concludo con questo messaggio da Angelo Vulcanico che scrive: senza Pelligra non esiste purtroppo calcio a Catania. Anche questa è una grande verità. Grazie Giulia per essere stata con noi anche stasera. Teniamoci stretta al momento quella che è l'unica società
che si è palesata e che sta lavorando per il Catania. In questo dobbiamo essere tutti pronti a fare delle critiche quando è il caso, che siano critiche costruttive, senza lasciare inosservato anche il malessere dei tifosi, che ieri hanno protestato, ad eccezione di qualcuno, in maniera tutto sommato civile, perché stare allo stadio in silenzio è una forma di protesta intelligente, ma non far finta di niente forse non lo è altrettanto. Grazie ad Angelo Patanè. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro A voi, Vagliesini, buona serata. grazie a Carlo Grazie, Breve, Angelo, abbiamo buona già serata a ringraziato tutti. Giulia. Grazie a voi. I cugini, ci siete ancora? Siete da quelle parti? Siamo qui, siamo. Grazie Noi ragazzi. chiudiamo noi. Una buona serata, grazie ancora e noi ci rivediamo con Corner ovviamente lunedì prossimo. Fra poco c'è la differita, abbiamo detto, di Catania Juventus Next Gen. Abbiamo finito. Ah, ok. Se no parlavo ancora. Basta, buonanotte.